Accademia del Valore in questo format della Rosa dei Veneti. La Rosa dei Veneti è un format che vuole evidenziare le migliori imprese del nostro territorio e sono straorgoglioso di avere qui a fianco a me Walter Campesato, direttore commerciale della Campesato, che produce serramenti, ma soprattutto per la cosa più grande che mi dà orgoglio, oltre alla bellissima persona che sei, Grazie. 100 anni di azienda. Quindi io che ho scritto un libro sulla la genetica del business centenario, avere un'azienda qua che ha Certo, 100 anni c'è tanto da raccontare. certo. Quindi presentati, cos'è che fate, di cosa vi occupate. Ma intanto buongiorno a tutti, grazie di questa presentazione Claudio. È un'azienda che ha qualche anno in più di 100 perché ne abbiamo fatti 100 nel 2000, Esatto, nel 2020, 2020, 100 anni. 100 Quindi anni, fra un po'. 1920-2020, fra un po' siamo a 105, ma siamo a 104 quest'anno. Ecco, perché dopo i 100 si possono contare uno per uno e andare avanti, e andare avanti così. Di cosa vi occupate? Noi produciamo fondamentalmente serramenti, finestre, settore diciamo dell'edilizia, serramenti in legno e legno alluminio, che è un prodotto un po' particolare. Quando parliamo di serramenti si può dire che è un tema generico, però poi c'è la specializzazione nel serramento in alluminio, in legno alluminio, in alternativa come il PVC o le plastiche come sono abituato chiamare io per non dargli la blasoneria che non ha. Io ho visto, Ecco, ho avuto la fortuna pochi giorni fa di andare a vedere lo stabilimento, andare a vedere la produzione sì, e devo dire che da piccola azienda artigianale, perché comunque siete partiti in sì, piccolissimo, sì, è organizzata come una grande industria. sì, Ci ho detto qui è tutto fatto alla Lean, no, in realtà è fatto da te e tuo fratello sì, che sì, conducete la società, esatto, giusto? sì, Siete voi due soci oggi che. certo. Beh, fondamentalmente l'azienda è formata da più persone e siamo io, mio fratello, che seguiamo due ruoli diversi. Mi occupo della parte commerciale, mio fratello fa amministrazione, acquisti, ma insieme naturalmente sviluppiamo tutto quello che riguarda i prodotti, il know-how della produzione e La tutta una serie di fabbrica. cose che servono per migliorare in continuazione quello che è l'obiettivo che ogni azienda dovrebbe avere, non solo la mia, perché ogni azienda di concetto ha il business legato alla economicità e quindi per fare questo devi comunque Riuscire a vendere premere, bene ma anche certo, spendere meglio, quindi esatto, ottimizzare la produzione. sì, Quello che però qui oggi di solito io parto con le. È un format di business dove sì, parliamo da imprenditore a imprenditore. sì. Oggi però c'è molto da raccontare. Mi piacerebbe che mi raccontassi un po' sta storia di questa azienda, com'è nata, 100 anni, non mi capita tutti i giorni. Sì. Quindi siete a che Allora, generazione? Questa è la, siamo, la io, terza, io sarei la quarta. terza generazione, i miei figli che sono dentro, due dei tre miei figli sono dentro in azienda e sarebbero la quarta generazione, cosa molto rara nel mercato italiano. Mi risulta da una ricerca fatta da un nostro grafico che ha fatto una ricerca che con queste caratteristiche, diciamo 100 anni passati, con quattro generazioni, soprattutto senza cambiare il nome e cognome o la denominazione sociale, cosa oggi molto facile e sappiamo quali sono i motivi, credo che siamo una quindicina di aziende, quindi molto poche che abbiano queste caratteristiche. È nato tutto da. E nasce da mio nonno che da piccolino faceva, andato a fare il garzone, è andato ad imparare questo mestiere spinto da suo padre che doveva farlo lavorare e gli ha fatto fare una gavetta in una piccola realtà del paese come era La in falegnameria una piccola dell'epoca. falegnameria e lì ha imparato il mestiere, poi è andato a militare, finito il militare, parliamo del Cioè, militare, quindi guerra, prima guerra guerra, mondiale. esatto, esatto, Che esatto. anche Quindi, qui c'è un aneddoto che se te lo vuoi raccontare. sì, questa è una cosa che sì, piacerebbe dirla.
nel senso che siamo nella fine della prima guerra mondiale, praticamente 1918-1920, e c'è una storia legata un po' alla storia che tutti noi a scuola abbiamo studiato, che è la famosa disfatta di Caporetto. Adesso io sono qui a raccontare questa storia, che l'aneddoto che racconterò adesso potrebbe aver cambiato questa scena che stiamo girando oggi, no? Perché nel momento in cui mio nonno era a militare, è partito dal Comilitare di Padova per andare insieme col proprio reggimento a fare questa battaglia, diciamo, di Caporetto. Epocale, che è rimasta poi nella storia. A un certo punto della strada il suo comandante o generale che sia si gira contro mio nonno e contro un altro commilitone, erano in due, gli dice: Carlo, si chiamava Carlo mio nonno, tu Carlo e tu, magari chiama Giovanni, tornate a Padova, dice, perché qui sai abbiamo 2 o 3 giorni, andiamo, conquistiamo, torniamo vincenti e torniamo, facciamo festa. Preparatevi i preparativi perché qui ce la caviamo con poco. Sappiamo tutti come è andata a finire, perché la disfatta di Caporetto rimane nella storia, l'abbiamo del suo battaglione. Del suo battaglione sono gli unici 2 rimasti vivi. Sopravvissuti. Esatto. Quindi non saresti tu, non ci sarebbe la fabbrica da raccontare se tuo nonno andava. Esatto. Quindi ecco perché è un aneddoto interessante. Sì. Ecco anche perché nella vita quanto può cambiare tutto in un istante, no? È vero, è vero. Poi però ha deciso di diventare imprenditore, quindi in qualche modo dentro di sé voleva essere indipendente, probabilmente. Sì, infatti, quando appena torna da questa disavventura, apre la sua, diciamo, falegnameria, quindi riceve dal comune una specie di autorizzazione, che allora era un'autorizzazione come andare in Camera di Commercio oggi, e questo documento lo appende al muro con tanta gloria, diciamo, e incomincia il suo percorso. Cosa fa in quel periodo? Naturalmente erano periodi dove si faceva quello che c'era bisogno di fare. Dal mobilio, dall'arredamento, dalle finestre, dalle porte, a volte qualche anche vestito ultimo del fine vita delle persone, perché serviva anche qualche cassa da morto che si faceva con 4 tavole. Questo non avrei mai creduto, ma in realtà poi pensandoci bene, con quello che avevano dovevano fare. Esatto, se guardiamo i film western di una volta lo facevano vedere. Facevano esattamente così, lo vediamo ancora in televisione, no? Cioè il falegname faceva tutto quello che era legato al mondo del legno. E da questo poi lui si è specializzato sempre di più nel fare le finestre, le porte, fino ad arrivare ai tempi di mio papà. Poi lui ha avuto la famiglia, si è sposato, ha avuto 11 figli, 11 figli, di cui mio papà è quello che era sempre più legato a mio nonno, quindi è quello che ha preso in mano, diciamo, questa attività. Tuo papà l'ha presa in mano da che anno? Diciamo l'ha presa in mano negli anni 40, ha preso in mano questa piccola... la seconda guerra mondiale dopo. Esatto, 40-45, seconda guerra mondiale, e lì ha fatto anche lui il suo percorso della falegnameria che aveva già incominciato, e da là siete entrati voi siete entrati? Che diciamo tuo fratello all'inizio, possiamo dire probabilmente che da quando eravate nati, quando latte e legno, latte e segatura. Latte e segatura. Sai, quando si nasce dentro un'azienda familiare, respiri quell'aria che è la vita che fa la famiglia, quindi sei già dentro in qualche maniera. E io e mio fratello eravamo, diciamo, fin da piccoli legati a questa cosa. Io ero molto allegato a mio papà per quanto riguarda mi piaceva questo mestiere, diciamo, no? Mio fratello un po' di meno, lui voleva un'officina meccanica, che poi è diventata utile, perché alla fine abbiamo costruito un'azienda che ha anche l'officina meccanica, che è un concetto meccanico di come noi produciamo le finestre, è una cosa un po' diversa di come è vista una falegnameria, perché se tu vai in una falegnameria vedi dei sistemi che sono molto diversi da come noi utilizziamo, e qui
praticamente è entrata la sua figura, diciamo meccanico, tra Sì, virgolette. molto fabbrica più Molto che il falegname, uno immagina molta il taglio. automazione, tecnologia, sistemi, diciamo, addirittura noi abbiamo dovuto costruirci dei sistemi produttivi diversi da quelli che esistono nel mercato, perché sai, quando compri qualcosa, fai qualcosa che esiste nel mercato, ti attieni a quello che trovi. Quando fai qualcosa che va oltre, la personalizzi, quindi hai un'ottimizzazione diversa e delle performance che sono migliori, altrimenti non lo faresti, prenderesti quello che c'è nel mercato. Sta entrando la quarta generazione, poi dicevi che da qualche anno c'hai i Sì, figli dentro. la quarta generazione sono i due figli miei, Alessandro e Valentina, che anche loro si occupano di due ruoli ben diversi. La Valentina fa marketing e comunicazione, Alessandro è più legato alla parte produttiva, all'aspetto tecnico, e quindi ci siamo divisi i ruoli. Io continuo a fare il mio mestiere di commerciale, dove negli ultimi 30 anni è servito per sviluppare, diciamo, la rete vendita, perché poi qualsiasi azienda ha bisogno di che cosa? Fai un prodotto, devi piazzarlo nel mercato. Dove? Dove? A chi? Qui devi avere tutta una serie di idee per poterlo fare. Una delle cose che abbiamo fatto di diverso di quello che funziona nel settore nostro è di andare sul mercato con delle idee ben chiare. Cioè, noi siamo l'unica azienda in questo settore che produce un prodotto che si chiama Finestra, quindi è un prodotto anche costruito su misura, e la produciamo e vendiamo tramite una rete di distributori. Non Quindi, vendete un pezzo no, da soli. Quindi qui ci va un progetto di formazione, di ricerca di mercato dei clienti, di formazione e di distribuzione che sia ragionata, e questo è il progetto che abbiamo messo in piedi 32 anni fa, quando abbiamo deciso di costruire un'altra società che si occupa di servizi, che è lì nel territorio dove abbiamo la sede, e quindi il progetto è decollato nell'ambito della distribuzione su questo tipo di canale. Normalmente chi fa un prodotto nel nostro settore si avvale di mercato un po' in generale, fa dall'impresa di costruzioni al privato, la villa. Ecco, noi abbiamo un canale che è solo quello. Questo ci ha dato modo di sviluppare il mercato estero, i mercati fuori Italia, e poi allargarlo nel mercato italiano, essere presenti nel mercato, diciamo, Ascolta, impresa di nazionale. famiglia, no? Sì. Perché siete proprio un'impresa di famiglia, e Sì. la forza dell'impresa di famiglia è essere in armonia anche nei momenti complessi. Sì, certo. Qual è la ricetta che voi avete messo in atto? Se c'è una ricetta, cosa possiamo dire ad altre imprese di famiglia? Allora, queste cose credo che c'entri molto come vivi nella tua famiglia. Come sei cresciuto? Sì, come sei cresciuto. Io e Giancarlo abbiamo avuto una scuola, credo, che non impari alla Bocconi, quella scuola che respiri dentro in famiglia, perché dai genitori che fanno certe azioni tu impari delle cose, cioè che è il rispetto, la voglia di mettersi in discussione, che sono rimanere al proprio posto, sapere quando devi muoverti. Sono le piccole cose che fanno la differenza. Vedo che ti sei anche emozionato, sì, pensando a questa roba, sì. Che è importante, sì. E anche l'entusiasmo, perché io da quando vi conosco tutti vedo un entusiasmo contagioso tuo, questo bisogna averlo, perché se non ce l'hai sai, ti manca quell'upgrade per tirare fuori, diciamo, i risultati, tirare fuori idee, soprattutto quello che serve per andare oltre. Ecco, andare oltre è una parola che abbiamo usato per un po' di anni, quando volevamo far capire al mercato che cioè non è che volevamo volare oltre, ma avere una visione un po' più lunga e più ampia, con un progetto lungimirante, perché poi sai, il problema è questo, poi sta nel fatto che crei anche l'affidabilità del tuo prodotto.
il vedere oltre è una parola, però il vedere oltre e dare continuità è dare sostanza, sintomo poi. di sostanza, di serietà e di concretezza di quello che tu vuoi raggiungere, e questo, se viene letto dal tuo mercato, il tuo cliente, naturalmente dà forza al prodotto, dà forza alle persone che stanno attorno, ed è utile, insomma. Naturalmente quando parliamo con imprenditoria e aziende che hanno 100 anni è facile pensare ai successi. Sicuramente ne avete fatti tanti, anche già il fatto di arrivare a 100 anni e oltre è già un successo, anche Sì. poi ce ne racconti qualcuno, ma ci saranno stati anche dei momenti impegnativi, delle sfide impegnative. Come li avete superati? Che cos'è che vi ha unito, vi ha comunque aiutato nel momento in cui... Ma guarda, mi viene in mente una battuta che Vai, vai. che faceva, che di recente è uscito nei film, Ennio Doris, che Ah, diceva che c'è anche domani, no? Cioè, questo ti fa pensare che se c'è anche domani, tu puoi sbagliare oggi e prendi coscienza di quello che hai fatto e devi cercare di rimetterti sulla strada. Bisogna cercare di non improvvisare, di ragionare sempre su degli obiettivi che siano la maggior parte positivi, e varcarli nella maniera più idonea, diciamo. Quindi quando si fanno delle scelte non sempre le azzecchi al 100%, perché sarebbe facile per tutti. Devi avere un progetto, portarlo avanti, e se qualcosa non è perfetto devi cercare di capire e migliorarlo. E sul nostro settore è molto facile fare questi errori. Immagina che ti do un po' di dati, no? Negli ultimi, diciamo, 25 anni fa, nel mercato del mio settore c'erano 25.000 aziende che producevano, diciamo, 25.000. 25.000 aziende, no? E diciamo che attualmente, se andiamo a misurare chi produce oggi una finestra di legno, siamo sotto i 5.000. Quindi vuol dire che in 25 anni sono sparite 20.000 aziende. Sono due e mezzo al giorno, compresa domenica, Natale e Pasqua. Naturalmente qui parliamo di realtà, non la realtà Sì, della magari Fiat, anche... anche le 3, 5, Certo, 8, 6 persone, ma realtà però produttive. comunque davano da mangiare alla famiglia. Esatto. E allora il concetto della falegnmeria, come dicevo prima, nasce da chi sapeva fare un po' tutto, la lavorazione del legno, la duttibilità che ha questo materiale, no? E quindi è un po' avventuroso, ecco. Però questa avventura oggi non ce la si può più permettere, perché non puoi sbagliare, non puoi... Queste Non puoi decine di aziende, scartare. esatto, queste decine di aziende che sono sparite sono frutto anche di cose che vengono pian pianino selezionate dal mercato, perché chi non fa adeguamento tecnologico, non migliora tutta l'efficienza del prodotto che serve oggi, automaticamente ti estingui. Ecco, noi siamo stati una delle aziende, siamo una delle aziende che queste cose le ha sempre diciamo, portate avanti. Come? Devi affiancarti a partner affidabili, devi affidarti a consulenti che siano competenti, e per fare questo non è che devi sentirne uno, devi sentirne Deve tanti, studiare, deve studiare. capire quello che è come si dice, la camicia più adatta alla tua azienda, perché nella mia azienda magari il consulente bravo può essere non bravo in Cioè, un'altra non lo parte. sentite vostro, ma... Qui sai, devi investire tempo, risorse e trovare anche qui il canale giusto con chi accerchiarti, perché è fondamentale sia i Quindi, collaboratori e sia i consulenti esterni. da quello che capisco, nei momenti, tra virgolette, di difficoltà, l'unione, il mettersi a studiare, Sì, la tenacia, sì, il sì, fatto di chiedere ad altri sì, opinioni e quindi di continuare la ricerca, quindi di essere curiosi e di assolutamente. essere, diciamo, appassionati alla materia, vi ha fatto comunque uscire Sì. Allo scoperto. allo scoperto, Sì. ma anche uscire a superare il momento. E cosa è stato quando c'è stato qualcosa che avete fatto in controtendenza rispetto a tutti,
che tutti vi dicevano che era una follia, Assolutamente. eppure ha funzionato. Certo, al 100%. Ce lo racconti? Ti racconto questo aneddoto. Noi, allora, racconto un po' una cosa particolare che spero di farmi capire. Allora, dentro la mia azienda abbiamo tanti primati di cose che nel mondo della finestra sono innovative e sono state altamente utili per far crescere anche questo mercato, partendo da quello che abbiamo realizzato. Prima ti ho detto che abbiamo addirittura sviluppato dei macchinari personalizzati per ottenere per raggiungere degli obiettivi diversi. Allora, quando si fa una finestra di legno, si crea una giunzione tra un montante e un traverso che deve essere tenuto fermo, no? Ecco, noi nell'88 abbiamo cominciato a fare la finestra con delle spine di legno, un po' come si fa il mobile. Che era una cosa che non si usava. Non esisteva nella finestra, cioè esisteva nel mobile, esisteva nelle sedie quando il traverso nella gamba della sedia si innesca, però nel serramento non esisteva. Quindi volgarmente veniva chiamata la finestra con gli spinotti, delle spine di legno come nel mobile, come si conoscono quando vai a Ikea che prendi i due paletti e li metti uniti. E questa idea è nata dentro la mia azienda perché c'era un'esigenza produttiva che dava dei risultati performanti in termini di produttività, di flessibilità e di precisione sul prodotto. Questo era l'obiettivo. Però devi capire tutto il concetto di come produrlo, e noi abbiamo sviluppato questo progetto facendoci fare poi delle macchine e quant'altro. Quando siamo usciti a presentare questi prodotti che si sapeva nel mercato cosa stavamo facendo, il mondo intero, diciamo tanti nostri competitor, addirittura aziende, ci dicevano che sarebbe stato un fallimento totale, diciamo, che eravamo pazzi a fare questa cosa, fuori ordinanza, diciamo, non era una cosa del settore. Nessuno usava, insomma. Bene, e qui parliamo degli anni 1987, 88, 89 abbiamo fatto i primi prodotti. Nel 1992, dopo 4 anni, vediamo le prime fiere nel mercato tedesco e vediamo che i tedeschi presentano delle macchine per fare questo concetto. La faccio corta. Oggi siamo 19 aprile 2024, qualsiasi persona nel mondo, no a Padova, Venezia, che vuole fare delle finestre di legno, ok? Cosa fa? Deve comprare delle macchine e dei sistemi per poter fare l'aggiunzione della meccanica. Bene, oggi qualsiasi azienda del pianeta che propone macchine, tecnologia, utensili per fare una finestra di legno, il 95% propone questa soluzione. Cioè è diventata vincente, è diventata attuale. È diventata la soluzione. È diventata la soluzione. Ecco, questa è stata una delle evoluzioni dove la gente, veramente siamo stati molto criticati su questo aspetto. Oggi è diventato All'epoca, quando avete preso questa decisione, c'era ancora tuo padre? Eravate solo tu? Sì, c'era ancora mio padre, e questa è una delle grandi fortune che io e mio fratello abbiamo avuto, che aveva avuto un papà dove ci ha lasciato fare in prime persone tante cose, quindi questo è uno dei problemi di passaggi generazionali, no? Che sempre padre e padrone che faccio tutto a me. No, invece faccio tutto a me. Invece noi abbiamo avuto questa fortuna che non ci siamo neanche accorti, ma vi faceva sbagliare, vi lasciava sbagliare. Esatto. Io guarda, ti racconto come io attualmente rivesto un ruolo di direzione commerciale della mia azienda, ma mi ricordo che queste cose le ho assorbite quando avevo 14-15 anni, e ti racconto questa cosa. Allora io ero sempre attaccato a mio papà perché ero quasi un'ombra, a parte quando dovevo fare le cazzate che si fanno da giovane, perché si fanno anche quelle, bisogna. No? Ascoltavo quello che lui diceva a qualche cliente che arrivava, se gli diceva, sai, le finestre le faccio in questo legno, lo spessore, il vetro, le madonne, cioè tutte queste cose che fanno parte del prodotto. Io ascoltavo e assorbivo, no?
Quando arrivavano in altre occasioni altri clienti, qualcuno che veniva a chiedere un preventivo, mio papà diceva: guarda, siccome sono un attimo impegnato, parla intanto qua con il ragazzo che ti spiego delle cose. E io ero lì che quasi, non imbarazzato, però Insomma, dici, come a me. e ho incominciato a spiegare queste cose di quello che facevamo a questi clienti, e poi una volta, due, tre, finché, cioè, se io dovessi scrivere oggi un preventivo come lo facevo quando avevo 15-16 anni, te lo scriverei uguale, Te lo perché ricordi ancora? mi ricordo, sai, questa è storia di... Però questo comporta il fatto di avere un genitore che ha lasciato lo spazio sì. a sbagliare, questo Tanti, no, ti ha messo sti valori sì, di guida, ma anche di sì, ti delego con il coraggio, che spesso invece c'è il coperchio, c'è sì, molte aziende sì, mettono il coperchio sì, sulle persone, sì, non sì. le fanno esprimere. No, questo è... E oltre a questa cosa, probabilmente in parte, io l'ho vista, la Sì. state facendo anche voi con i figli, perché vedo che i figli sono in autonomia Ah, sì, e sì. stanno imparando Sì, anche sì, dai sì. loro sbagli. Assolutamente, assolutamente. È chiaro, penso che sia una cosa, non a casa mia, è una cosa che è necessaria, perché uno che arriva dall'esterno o comunque che deve entrare in un meccanismo di continuità, non è che basta solo leggere un libro, devi farne parte, penso, con il DNA. Sì, la conoscenza deve diventare esperienza. Esatto, Esperienza vuol dire passarci sì. anche qualche... dice, il nome che diamo ai nostri errori è l'esperienza poi. Esperienza, è vero, è vero, è vero, è vero, E è come vero. scegli un manager, un responsabile in azienda? Cioè, come fate quando dovete inserire una persona nuova, una persona importante, ma anche una Intanto, persona nuova e basta, però diciamo a maggior ragione se questa persona dovesse essere... devi fare tanti, selezionare tante persone, colloqui, Ma e c'è una devi, caratteristica che cerchi tu? Qualche cosa che lo contraddistingue? ma sai, uno deve avere della passione, sai, ogni persona quando parla insieme esprime qualcosa, esprime la tenacia, esprime la voglia di fare, di mettersi in discussione, eh, puoi leggere anche il segnale di onestà che ha come persona. Noi cerchiamo sempre di capire, questa è una domanda che fa spesso mio fratello quando facciamo questi colloqui, chiede a tuo papà cosa fa, tua mamma cosa fa, la tua famiglia cosa fa, perché poi i veri valori nascono dalla famiglia. Mm. Quindi il segreto sono cose, penso, semplici, ma sono quelle che potrebbero fare la differenza. Poi sai, le persone che scegli devi anche capire che ruolo devi dargli, se è un aspetto Certo, tecnico, se è certo, un certo. aspetto di manualità. Noi in azienda abbiamo inserito diverse persone giovani che ci hanno dato dei risultati veramente non fuori al normale, risultati che oggi non si sentono in genere sui miei, diciamo, persone che conosco, collaboratori o gente che conosco in altre aziende, sembra un disastro, no? E Infatti si invece, vede da voi che c'è un ecco, bel clima. ultimamente abbiamo assunto un ragazzo che ha 23-24 anni, che ha una passione per l'informatica, ma esce da una scuola alberghiera e ha innato questa passione. È già il secondo ragazzo che abbiamo che ha queste caratteristiche e fa un lavoro che è totalmente diverso, perché sai, penso anche che da parte di un giovane quando ha 15 anni, che ha finito a terza media, cioè sapere cosa vuol fare la grande è così talmente difficile che è come Beh, non lo vincere alla sapevamo lotto. noi, Non lo figuriamoci sapevamo loro noi, che oggi esatto. Oggi purtroppo ci sono tantissime distrazioni e questo non aiuta, è no? anche sempre più Ecco, fatica a trovare questi ragazzi. esatto, Parlavo molto. stamattina nel podcast precedente Mhm. che, che sono cambiati un po' i valori e anche il rapporto con il mondo del lavoro. Sì, E sì, se le aziende riescono a capirlo, percepirlo e fare in modo che le persone si esprimino al meglio nel posto di lavoro, attraggono le persone, se no è sempre più difficile trovarle e sì, mantenerle. sì. Cosa fate voi in Campesato per
far Ma crescere le vostre risorse, farle noi esprimere. cerchiamo di coinvolgere le persone nei progetti diciamo, progetti meritocratici Ok. riguardo a raggiungimenti di produttività. Continuiamo a fare riunioni a gruppi dei vari responsabili per dare il valore anche alle piccole cose, ma soprattutto per cercare di arrivare sempre più possibile all'obiettivo che l'azienda deve darsi, perché ripeto, non la mia azienda, qualsiasi azienda è legata a un principio che si chiama business utili, perché senza questo non vai da Non puoi nessuna parte, investire, non non puoi puoi far investire in crescere le quant'altro. persone, non puoi... Esatto. Quindi non è che nasce nella mia azienda, questa è una cosa obbligatoria per qualsiasi imprenditore. Beh, un'azienda etica deve fare utili, perché se fa utili Sì, può investirli certo, nelle persone, nel tessuto sociale, negli azionisti stessi che chiaramente hanno messo a disposizione gran parte assolutamente. della loro vita, oltre che i capitali sul progetto. Faccio un giochino di solito con gli imprenditori che si chiama sottovalutato o sopravvalutato. Secondo te, nell'imprenditoria oggi, quindi parliamo da imprenditori a imprenditore, Sì. la formazione è sottovalutata o sopravvalutata? Allora, credo che sia sottovalutata perché assumi uno, pensi che il giorno dopo ti deve dare dei risultati perché tu lo paghi. Non è così, perché se non lo formi, guarda, io ti dico la mia esperienza nella rete commerciale, no? Che ribaltala e mettila in un'azienda che deve avere i dipendenti. Una delle carenze che sto lavorando è proprio sulla formazione dei nostri clienti, che devono imparare bene cosa fa l'azienda, cioè devi creare quella filo di comunicazione per avere le informazioni corrette, che quando vendi un prodotto, soprattutto un prodotto tecnico come il nostro, devi essere preparato. No? E se non hai questi concetti di base, dove vuoi andare? Cioè, non fai differenza, non diventi professionale, troverai sempre qualcuno più bravo di te, perché con la competenza puoi andare dove vuoi. E cosa risponde a quegli imprenditori che ti dicono ma non avevamo tempo da fare formazione? Guarda, o lo trovi il tempo, oppure il tuo dipendente lo troverai in altre parti perché non starà più nella tua azienda. Bellissimo, grazie. Assolutamente. Sottovalutato o sopravvalutata l'innovazione? Lo dico a voi che... Ma l'innovazione, di cui ci sono molte aziende, secondo me, che... Allora, innovano tardi. l'innovazione è necessaria. Quando vediamo anche sui canali, adesso sui social, vedi un mondo di cose che ogni giorno nasce qualcosa, no? Quindi di invenzioni ce ne sono continuamente, perché il mondo non credo che si fermi nella nostra epoca, è sempre in evoluzione. Se guardiamo la storia, quello che ci sta dietro, quello che siamo oggi e quello che avverrà è sempre più in corsa. Però la voglia di costruire qualcosa di nuovo, cioè la ricerca, sviluppo, quando un'azienda si ferma su queste cose è il momento in cui ritorna indietro, perché se non lo farai tu qualcun altro lo farà per te, e in qualsiasi settore c'è questo, ma lo vediamo, la moda è esasperata, no? Ma anche in prodotti di consumo, nell'alimentare, anche cioè, nella qual è? consulenza, se non Nella consulenza, ecco, anche nella consulenza immagino, anzi a volte faccio sto paragone, gli architetti, i progettisti, che noi nel settore nostro ne abbiamo molto a che fare, no? A volte mi metto nei loro panni, che impegno enorme ha, se uno vuole fare bene questo mestiere di progettare un'abitazione, progettare una casa, seguire il cliente e dargli indicazioni. Ma guarda che è un impegno enorme, perché deve essere preparato non tanto del suo design, di dirgli la casa tua sarà a spigoli, bella, cioè tutta la parte tecnica che devo portare al risultato. Riscaldamento, serramenti, coefficienti termici, trasmittanza, cioè i valori dell'abitazione in questo caso. Cioè, se non si fosse aggiornato negli ultimi 10 anni, che nel settore nostro c'è stata un'evoluzione ribaltata 4 volte, cioè sarebbe fuori strada, e non sono passati 50 anni, sono passati 3-5 anni, quindi l'evoluzione è fondamentale, se no non, dove vai? Dove vai? Sottovalutato e sopravvalutata la cura del benessere delle persone?
Ma la cura del benessere delle persone qui, ognuno... Potrebbe sembrare ovvia sta cosa qua, però Eh, tante aziende raccontano che vogliono sì, far star bene, ma magari fanno poco per far star bene. Io sì. sono venuto a vedere il vostro impianto, Mm. che dicevi nessuno al mondo potrebbe fare un impianto di verniciatura all'aperto come fate Ah, è vero, voi, è vero, è vero. Beh, perché noi l'obiettivo vostro è che le persone sì, è vero, questo è un plus che abbiamo sia come ma parlo, azienda, quello lì è una cosa produttiva, però che ti eh, fa anche dare cioè indicazioni di quello. indicazioni che vi Sì, interessano le persone. sì, noi praticamente facendo, lavorando il legno e verniciando anche questi prodotti che poi devono avere la durabilità per l'esterno, verniciamo all'interno, cioè tutto viene prodotto dentro la mia azienda, non il legno, perché il legno lo crea la natura, il bosco. Usiamo prodotti vernicianti dove dentro i nostri prodotti sono in assenza di metalli pesanti, quindi abbiamo i certificati indoor. Qualsiasi persona che viene dentro la nostra azienda troverà una cosa molto strana e insolita di qualsiasi azienda che usa vernici. Cioè noi abbiamo i reparti di verniciatura che sono dove montiamo la ferramenta, dove tagliamo il legno, dove c'è la parte meccanica, i centri di lavoro, è aperto come se fosse un grande salotto senza nessun scompartimento. Questo è a beneficio praticamente, anzi senza alcun scompartimento, perché usando vernici che sono certificate in assenza di metalli pesanti, quindi abbiamo i certificati indoor, permettono di avere un ambiente salubre e poi soprattutto a livello di vendita del prodotto vendiamo un prodotto che quando lo porto a casa tua ha salubrità, non ha metalli pesanti, quindi non inquinanti, quindi valori etici per chi compra un prodotto. Giusto per capire che cosa sono i certificati indoor, è una normativa, c'è una normativa europea che da qualche anno sta funzionando. Il certificato indoor è un documento necessario, obbligatorio per tutte le aziende in Europa che producono prodotti della farmaceutica, sanitarie, giocattoli per bambini, e questo è un prodotto, è un certificato che viene rilasciato da enti che fanno i controlli, che attesta l'assenza di metalli pesanti, quindi non inquinanti per quanto riguarda l'ambiente di L'ambiente, le lavoro persone, e la insomma. persona. E questo noi naturalmente sono prodotti che hanno un costo superiore perché sono fatti anche con resine di origine biologica, cose che cioè potrei risparmiare qualche soldino non usando prodotti diversi e però non avere questi benefici. Questo per noi ha un doppio vantaggio: uno, di avere all'interno un ambiente diciamo sano. Questo non vuol dire che possiamo dar da bere la vernice alle persone, però poi lo vendiamo a livello di comunicazione, e qui sta nel fatto della formazione di chi deve vendere il nostro prodotto, la formazione dei nostri clienti per fargli capire che stanno vendendo un prodotto che non è comune, è un prodotto che ha dei valori aggiunti. Oggi il valore aggiunto riguardo all'etica è molto sentito. Se ti compri da una macchina, addirittura le corsie dei supermercati stanno facendo le corsie del bio, di quelle cose che sono parte etica di scelte diverse di quello che siamo abituati, e quindi anche nel nostro prodotto abbiamo questi valori, diciamo, che non sono da meno, anche se è una finestra che non si mangia, ma comunque è un componente che vive dentro la casa, dentro un involucro abitativo dove alloggiano le persone nel cuore familiare, diciamo, ecco. Sempre sulla logica del sottovalutato e sopravvalutato, il marketing nelle Sì. aziende secondo te è sottovalutato o sopravvalutato? Ma tantissime aziende lo sottovalutano, molte che lo conoscono lo Presidiano sanno, bene? lo si bene, e questo io credo che il marketing, la comunicazione è, allora, per la mia azienda è come se dovessi comprare una macchina, fare un investimento di un attrezzo di lavoro. Cioè, È è basilare. basilare, è basilare. Cioè, è un componente che non deve mancare, perché cioè, poi dipende a che mercato vuoi andare, dipende a che obiettivi hai, ma se devi fare un po' di strategia, a meno che tu non venda attorno al tuo orticello, ma è obbligatorio, è obbligatorio.
in che misura in proporzione a quello che sono le tue forze, ma è indispensabile. Ascolta, questa qui siamo in casa di Accademia del Valore. Accademia del Valore è una scuola per imprenditori, e c'è sta parola. Io il primo libro che ho scritto si chiama Valore Più. Bello, l'ho letto, molto bello. C'è sempre sta parola di valore, no? E per te che cosa vuol dire creare valore per i clienti, creare valore per i tuoi uomini? Che cos'è quello che ti ispira? Creare valore vuol dire mettersi sempre in discussione, trovare sempre, non essere mai soddisfatti. È come avere quando, quella sana insoddisfazione. Sana insoddisfazione, bravo. Ecco, penso che sia la parola più corretta. Sana insoddisfazione, qui sai, ne va di quanta passione hai di quello che fai. Che ti fa ricercare. Che ti fa ricercare, perché ieri sera ero in una riunione con un consulente che noi abbiamo in azienda in questi giorni, che parlavamo di questi temi, quante cose sono da fare, e ce ne sono sempre. Ecco, devi tenere sempre acceso il fuoco e buttare su legna. Ascolta, tu lavori tante ore? Ma mi diverto tante ore. Ti diverti tante ore? È diverso. No, cosa fai per creare equilibrio tra vita privata e lavoro? Perché te diverti con te lavori? Ma infatti sì, guarda, ti dico un aneddoto particolare. Hai qualche hobby, hai qualche passione? Guarda, a me piace sciare, mi piace il mare, mi piace quando ho tempo libero fare le cose, diciamo, molto semplici. No, ma ti racconto un aneddoto, diciamo, riguardo al tempo libero. Sabato sera sono stato invitato a una commissione dove partono da lontano a fare Miss Italia, Miss Castrocaro Terme. È una manifestazione che è stato coinvolto da una società che fa diciamo pubblicità, comunicazione, sai, ti metti lo standardino e partecipi e fai visione del tuo marchio, no? Quindi tu dici, cosa c'entra sta roba qua del tuo mestiere? Beh, sono stato perché sono stato invitato, quindi mi hanno invitato a questa cerimonia, a questa, diciamo, premiazione, e ho conosciuto delle persone, facevo parte della giuria, mi hanno spiegato come funziona, quindi anch'io dovevo votare il costume, il gioiello e quello che c'era in vista. E lì ho conosciuto due persone in modo particolare, che uno fa l'avvocato, una persona eccezionale, e un'altra persona che lavora nel mondo dei gioielli, queste cose. Ecco, io prima di venire qua stamattina sono andato a casa di questa persona, perché fatalità deve farsi la villa, quindi ho ottimizzato. Cosa fai nel tempo libero? Ti trovi i clienti, quindi? No, nascono anche queste cose, e ti posso dire che tante opportunità nell'ambito commerciale sono nate in questa maniera. Cioè, il mercato estero è nato, sicuramente poi deve avere un progetto, è nato con l'incontro nelle fiere, incontro con persone che poi devi capire se quelli vanno bene per il tuo prodotto, crei gli incontri e da lì nasce l'opportunità, devi saperla coltivare, perché poi non è che il lavoro ti salta addosso, devi anche un po' dartelo a cercare e sapertelo mantenere. Ma riesci a prenderti del tempo per te? Cioè, riesci a crearti dello... Sì, okay, assolutamente. Okay. Non sono schiavo del mio lavoro. Finché mi diverto, se mi diverto vuol dire che non sono schiavo del mio lavoro. No, poi, anche chiaro... perché, ti dico, perché al pubblico... Sì. Tutta sta energia che vediamo in Walter, ma che la riconosciamo in tutto, da qualche parte bisogna pure ricaricarsi, no? Sì. Perché spesso mettiamo sempre, sembra bomba. Sì, come ti ricarichi? Ognuno ha il suo metodo. Ovviamente per fare l'imprenditore, purtroppo o per fortuna, ti devi appassionare quello che fai. Sì, è vero. Se no, se io parlo con un imprenditore non appassionato, allora, non va tanto lontano. Ti racconto come qualche svago, che allora noi siamo 5 amici, 4-5 amici, tutti imprenditori, che abbiamo un motto, che ogni mercoledì, che però poi non diventa ogni mercoledì, ci troviamo a casa mia, in qualche locale, e cosa si fanno? 4-5 cose a rando. Allora, o si va alla giocata a poker, dove perdiamo o vinciamo dai 10 ai 20 euro, oppure si va al bowling, si va al cinema, si va al casino, 10-20 euro e finisce là, giusto e lì praticamente diventiamo degli emeriti bambini che cazzeggiamo e ci divertiamo. Bellissimo. Ecco, sempre noi 4-5, sono un po' di anni che ad estate ci prendiamo da una settimana 10 giorni
e andiamo, uno di questi amici miei ha una barca molto grande, andiamo in Croazia, noi 4 uomini, e basta. Ecco, tutti pensano chissà cosa faranno questi qua, invece siamo in mezzo al mare che ci divertiamo come i bambini, facciamo delle cazzate da bambini, e questo è uno sfogo enorme che non è impagabile. Penso che sia tanta cosa questa roba qua. Sì. Siamo alle battute finali. Dove ti vedi fra 5-10 anni tu e la tua azienda? Come ci proiettiamo? Io fra 5 anni mi vedo sempre nella mia azienda, avendo fatto cose che ho in mente di fare, che sono tante, ma un po' alla volta le sto mettendo in fila perché devo capire qual è la precedenza dell'altra, perché sinceramente abbiamo tanti progetti. Tra 5 anni è come essere oggi, nel senso, non è che mi frefigo che fra 5 anni devo finire, per me ma magari 10, no, che ne so, magari 10 anni, fra 10 anni dove ti vedi? Sempre al comando della parte commerciale o... No, vorrei lasciare spazio a qualcuno che se lo prenda volentieri. Non sono geloso della mia posizione, anzi, chi se lo può prendere. Ho delle buone figure che mi accerchiano, perché aiutando. Questa era una delle cose importanti. Non è che possiamo essere eterni, ma devi accerchiarti di persone che possono portare avanti le cose con cui li hai seminato. Non sarà uguale, però possono essere portate avanti nel modo attuale che ti trovi in quel contesto, perché magari il periodo che ho fatto io è un periodo che andava bene fino a oggi. Se poi non ti adegui, devi trovare chi porta avanti le cose in questa maniera. C'è bisogno di innovazione anche là. Sempre. Allora, domandone finale che faccio sempre è: se dovessimo parlare a un tuo giovane Walter, imprenditore che parte quando ha 20 anni, 25 anni, che consigli daresti a un imprenditore giovane in partenza che sta aprendo la sua azienda? Beh, allora, intanto per fare un imprenditore devi avere delle idee, devi avere tanta umiltà se vuoi imparare qualsiasi cosa, soprattutto se vai fuori a parlare con la gente. L'umiltà è una chiave che apre, secondo me, qualsiasi porta del pianeta. L'umiltà non vuol dire essere sottomessi agli altri, vuol dire attenersi rispettosamente a quello che ti trovi davanti nella giusta misura. E poi sai, la passione è fondamentale per quello che fai, deve piacerti quello che fai, deve piacerti. Ecco, penso sempre al film di Ennio Doris, non per fargli pubblicità, no, ma il successo che ha avuto questa persona, che io stimo moltissimo, è la passione che ci mette. Ma quante persone hanno questi risultati dalla passione? È un ingrediente fondamentale, è come il pasticcere che fa un dolce, gli manca lo zucchero. È difficile che lo faccia un dolce che piaccia, no? È un ingrediente importante, ma come dicevi tu, anche gli ingredienti che dicevi prima dell'umiltà, che vuol dire poi sapere ascoltare, saper mettersi in gioco, essere curioso, sono i requisiti. Sono cose che fanno parte della ricetta. Beh, io ti ringrazio, c'è una domanda da casa, bene. Beh, scrivono intanto bellissime storie, è interessante il tema del passaggio generazionale. Qualche consiglio per le aziende familiari venete, visto che è sempre un tema ostico? Ma il consiglio, guarda, io vi racconto come questo. Lo state affrontando voi? Lo stiamo affrontando, diciamo, anzi faccio un passo indietro. Io credo di essere molto fortunato perché, ripeto, di 3 figli che ho, 2 sono dentro con me nella mia azienda, e sinceramente non gli ho fatto scuola perché vengono da me li sono trovati in azienda quasi senza saperlo, ma non è così, perché poi vai a vedere e dici: ma perché sono qua con me e fanno questo mestiere, tra l'altro in maniera anche egregia, perché sono divisi a fare 2 ruoli diversi, cosa che anche questa è una cosa positiva. E i miei 2 figli, sia Alessandro e Valentina, me li sono portati con me tante volte in giro per l'Italia, in Grecia, negli Stati Uniti, in Russia, dove ho girato, diciamo. E fin da piccolini, qualche volta litigando con mia moglie perché perdono la scuola, ma fanno più ho detto faranno più scuola così, immagina che abbiano il raffreddore, no? Se hanno il raffreddore stanno a casa, vengono via con me, sono ammalati. E quindi questa cosa gli ha fatto assaporare probabilmente un qualcosa, perché ho sempre condiviso prima il lavoro, poi anche il piacere, quindi mi hanno respirato quella cosa
che io ho respirato dentro la mia famiglia per appassionarmi di questo mestiere. Mi ricordo, conto un aneddoto per finire, una sera ero a Salerno a cena con dei miei clienti, avevo mio figlio 10-11 anni, era 3 giorni che ero via in giro per tutta l'Italia, eravamo a cena, già al sud le cene incominciano alle 10 di sera e poi fanno un matrimonio. E che succede? Mio figlio vedo a un certo punto barcola con la testa, ha messo la testa sotto il piatto di pasta asciutta dal sonno che aveva, no? C'è stata una risata e poi si è svegliato, però ecco, per dire, sono tutti particolari che hanno servito probabilmente a forgiare, forse è la parola giusta, ed entrare dentro questo ambiente. Quindi, tra virgolette, non hai fatto nulla di particolare, ma hai fatto tutto di particolare. Esatto, poi perché gli hai fatto vivere l'azienda, i valori aziendali, il valore dell'impresa fin da subito. Poi sai anche qua. Poi anche loro hanno messo del loro. Assolutamente, no, infatti questa è una cosa fondamentale, poi uno ci deve mettere qualsiasi cosa, no? Io ti do una mano, ma del tuo devi farlo. Poi il consiglio è quello che ho visto in mio padre in me, che mi ha lasciato fare tante cose sbagliando, stando ad osservare, guardando, perché poi uno può sbagliare poco tanto, ma devi sempre fare da vigile e stargli vicino, affiancandolo, non oppressando, non obbligandolo a fare delle cose che non deve fare, perché se uno deve fare una cosa per forza la fa in maniera frustrata, non funzionerà mai e poi mai, cioè, ma questa è una regola della vita, non è che serve che lo dico io, cioè servono le cose semplici, non ci sono ricette complesse, la Bocconi è quello che noi trasmettiamo con i nostri gesti, questa è penso la scuola migliore, è quello che leggo di quello che ha funzionato e che hai visto. In effetti poi anch'io, quando ho scritto il libro sulla genetica delle imprese centenarie, la ricerca che aveva fatto l'Università di Verona tirava fuori proprio tutti questi valori sulla persona, il centro della persona, la possibilità di fargli di esprimere il proprio potenziale. Walter, siamo arrivati ai 50 minuti, grazie mille di essere stato qui con noi. Grazie a te. Veramente è stata una bella storia. Ovviamente 100 anni non li potevamo condensare. No, li porto dovremmo bene. Vederci. No, l'azienda ha 100 anni, tu ne hai molti di meno. Però è sempre un piacere anche, te lo dico, te l'ho scritto anche nel messaggio che ti ho mandato. La tua energia è contaminante, ti faccio i complimenti. Grazie. Faccio i complimenti alla fabbrica. E faccio i complimenti a sta storia e faccio i complimenti a te, perché se ti è piaciuto questo video metti like e soprattutto iscriviti al canale. Per te costa pochissimo, per noi ci permette di diffondere queste storie di imprenditoria e far crescere un po' la visibilità di grandi imprenditori del Veneto. Aggiungo una cosa, se posso. Vai. Che hai ragione, perché abbiamo carenza di imprenditoriale, di gente che sappia tenere quel tessuto che in Veneto si è sviluppato negli ultimi, nel dopoguerra, diciamo, no? E c'è meno voglia di tenere in piedi questo tessuto. Leggevo l'altro giorno nel giornale che mancheranno da qua a pochi anni 50.000 persone, cioè 50.000 lavoratori, possibilità, cioè 50.000 sono un'enormità, quindi le aziende hanno bisogno delle persone, perché senza le persone tu non fai le aziende, puoi automatizzare, puoi fare industrializzare tutto, ma le persone sono necessarie, è una risorsa fondamentale per le nostre realtà, diciamo. Se quindi c'è bisogno di nuovi imprenditori che abbiano questi valori. Certo. Grazie ancora Walter, grazie a voi a casa e ci vediamo al prossimo podcast.